Mister, passo indietro, il risultato è frutto di un certo tipo di lavoro che in questo momento dà questo tipo di risultato. Sì, risultato non positivo, ma direi un passettino indietro anche a livello di prestazione. Sapevamo che oggi trovavamo anche la gamba pesante, poca lucidità, però nella difficoltà di queste cose noi abbiamo forzato troppo le giocate, ci siamo intestarditi troppo, dovevamo mantenere di più la palla, avere un po' più di lucidità nella gestione, invece ci siamo ostinati, ci siamo buttati dentro tante situazioni che nelle difficoltà ci hanno fatto perdere anche un sacco di energia e quindi ci siamo anche allungati e abbiamo concesso spazio agli avversari. Dove occorre migliorare? Migliorare un po' tutte le fasi, a livello fisico sicuramente, perché in questo momento ci sta a non essere brillanti, anzi se sei brillante in questo momento forse c'è qualcosa che non va, vuol dire che non hai caricato, e poi bisogna migliorare un po' a livello di gestione palla, perché tante volte noi abbiamo la possibilità di fare delle scelte migliori di quelle che abbiamo fatto vedere oggi. Forziamo troppo il gioco, quindi dobbiamo capire quando è ora che possiamo verticalizzare e andare dentro e quando è ora di tenere il pallone e recuperare col pallone nei piedi. Però è frutto anche del momento, quando hai un po' le gambe piene, ma non solo le gambe, perché poi quando fai dei doppi, quando sei sempre sotto, in questo periodo qua è anche la testa un po' piena, ci sta che tu trovi poca lucidità e quindi poi vengono fuori queste partite qua, che tra l'altro per 60 minuti insomma è stata anche alla pari, poi il gol l'abbiamo preso gli ultimi 5-6 minuti, penso là ci siamo un po' allungati e questo un po' sono le considerazioni generali. Come si può migliorare? Facendo qualche allenamento di più, qualche allenamento più mirato? Allenamento in più di quelli che abbiamo fatto fino adesso è impossibile, dovremo allenarci di notte. O qualche allenamento più mirato? Sicuramente dovremo lavorare un po' in tutte le fasi del gioco, sia la fase di non possesso, a livello di possesso, dobbiamo anche, visto che abbiamo inserito anche dei giocatori nuovi, ho fatto anche tutte formazioni diverse in questo momento per cercare anche di conoscerci tra di più tra di noi, visto che abbiamo inserito anche tanti giocatori, abbiamo anche tanti giovani che hanno fatto la seconda parte di gioco, quindi c'è da continuare a lavorare e poi arriverà anche la gamba più brillante. A proposito, mister, di giovani, è contento? Perché io oggi veramente li ho visti veramente in difficoltà. Sì, poi sai, sono ragazzi molto giovani che arrivano anche magari da una prima preparazione di prima squadra, quindi ci sta che pagano un po' più degli altri, che non mi è piaciuto, ma non solo per i giovani che devono capire che sono in prima squadra, è un po' un discorso generale, che comunque anche nelle difficoltà questa squadra non deve mai mollare di un centimetro, mai nelle difficoltà, quindi anche la parte agonistica oggi è dovuta anche magari a poca forza, a poca lucidità, ci è mancato un po'. E quindi deve essere una caratteristica che ci contraddistingue durante la stagione, la parte agonistica noi deve essere sempre a 100, poi possiamo parlare di errori tecnici, di errori tattici, di distanze di gioco, però la parte agonistica da parte nostra deve essere molto più feroce per quanto mi riguarda. Sì, sono d'accordo, sono mancati un po' sulla parte agonistica, perché gli errori tecnici ci possono stare in questo momento. Sì, no, l'errore tecnico si può migliorare, però il discorso dell'atteggiamento, quella deve essere una prerogativa che poi ci ha contraddistinto anche nella scorsa stagione, ma noi la dobbiamo ritrovare subito, perché sennò si fa fatica, perché gli altri pedalano. Come trame di gioco? Come l'hanno sviluppato? No, ma ho visto anche delle buone situazioni, diciamo che fino agli ultimi 30 metri ci siamo anche arrivati, abbiamo buttato dentro un sacco di palloni, poi ci è mancata proprio la giocata di qualità, la scelta giusta, la forzatura di giocata che abbiamo messo in certe situazioni di campo, quella sono cose da migliorare, assieme a tante altre cose, però quella un po' che ci è mancata più di tutti insieme alla parte agonistica che ti ho detto poco fa. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.